Con il Fiziocardia, mister dei giovanissimi del Sant'Upredu, vittoriosi, insomma l'orgoglio e la voglia di crisi fino alla fine vi ha premiato. Sì, ci ha premiato sì, diciamo che l'impegno alla fine ci ha dato questo grande... Siete stati graziati varie volte dalla Romangia che non ha saputo concretizzare, poi no, siete stati bravi anche... la Romangia, perché io stamattina l'ho vista e mi è piaciuta moltissimo, pensavo che giocasse molto meglio, probabilmente sono fatte così le partite dei giovani. Certo, certo. Riesci a fare delle belle partite e poi dopo alla fine cambia tutto. Allenare i giovani del Sant'Upredu qui a Nuoro con tante realtà cosa significa? Allenare loro? Sì. Innanzitutto non è solamente il calcio quello che cerchiamo di fare, certo. cerchiamo comunque di dare una mano a farli crescere bene, compresi i nostri figli che ci sono in mezzo. certo. Quindi non voglio prendere questa definizione di educatore perché insomma è difficile anche essere genitori. Però diciamo diamo una mano a toglierli dalla strada, non è retorica ma è sicuramente una realtà. Assolutamente. Grazie mister e complimenti anche.